Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il gruppo Una SpA, la più grande catena alberghiera italiana, ha scelto di ampliare l'offerta per i suoi ospiti italiani e internazionali, inserendo nella propria collezione un gigante di Cagliari, il T-Hotel di Via dei Giudicati. Da sempre punto di riferimento per la città e per l'isola, è una soluzione esclusiva per ospiti esigenti e attenti, un perfetto connubio di eleganza e comfort. Il nuovo Una Hotels T-Hotel Cagliari rispecchia in pieno i target dei valori identitari del gruppo Una, uno stile italiano che ci contraddistingue nel mondo, garantendo un servizio di eccellenza che rispecchia appieno le collezioni degli alberghi del gruppo. La presentazione ufficiale del progetto si è tenuta al T15, un ambiente esclusivo della torre iconica della struttura ricettiva, alta 62 metri, da dove si può ammirare la città di Cagliari dalla spiaggia del Poetto al castello di San Michele, a 180 gradi, in un panorama sardo unico. Alla presentazione c'erano i vertici del gruppo Una, il dottor Gualtiero Qualbu, operatori e media, tutti accolti dalla nuova direttrice generale della Una Hotels T-Hotel Cagliari, la Mia Salà. Entriamo a far parte di un importantissimo gruppo Una Hotels e abbiamo assolutamente bisogno anche di questa ripartenza dopo questi ultimi anni, di rilanciare la destinazione, di rilanciare un po' tutti i servizi e soprattutto di farvi scoprire delle novità come questo spazio che è eccezionale. C'è tanto entusiasmo, questa voglia di scoprire nuove attività, nuovi servizi, di divertirsi soprattutto, di uscire, di viaggiare, quindi notiamo veramente un entusiasmo, una prontezza anche a scoprire e a riscoprire la qualità di servizio soprattutto. C'è un'esigenza nuova da parte del cliente, vuole divertirsi ma vuole anche un riscontro qualitativo da quello che gli viene offerto. Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo risultato, ringraziamo molto la proprietà che con attenzione ha valutato il mercato e alla fine ha scelto Gruppo Una come rappresentante nella fattispecie col brand Una Hotels. Una Hotels rappresenta una collezione di alberghi cittadini legati al mondo congressuale e di eventi per un totale di 25 alberghi su una totalità appunto di Gruppo Una di 52. È innegabile che l'impegno di questi ultimi 3 anni, senza andare a rivangare tutto quello che è stato a livello mondiale, ha colpito ovviamente la ristorazione, l'accoglienza e soprattutto il turismo. Voi a livello di posizionamento come avete affrontato, visto che questa è una scelta importante, la Sardegna ha un mercato importante e voi siete un'azienda leader del mercato? Cercavamo di ampliare il nostro raggio d'azione sulla Sardegna, siamo già presenti a Stintino con l'Una Hotels Ancora e cercavamo di avere un'opportunità a Cagliari e credo che questa è stata un'opportunità straordinaria che ci è stata data appunto dalla proprietà affiliando l'albergo al nostro brand. Per quanto riguarda lei ha fatto riferimento alle tematiche appunto sulla ristorazione, tematiche sull'ospitalità. Gruppo Una è il primo gruppo italiano
in Italia come numero di strutture, ma soprattutto il primo gruppo italiano alberghiero come numero di strutture gestite nell'ambito della ristorazione. Con il suo brand Una Cucina noi gestiamo 27 ristoranti e questa è stata una scelta molto forte da parte del governo dell'azienda che subito dopo il Covid ha internalizzato tutte le ristorazioni, quindi assorbendo anche naturalmente tutta la filiera di operatività, finalizzandola a un controllo maggiore della qualità erogata agli ospiti e naturalmente anche a un tema di profittabilità, ma soprattutto, ripeto, a un miglioramento della qualità percepita dagli ospiti. Una Hotels arriva a Cagliari con un progetto, con una mission, ma soprattutto con un'idea di accoglienza a livello top, possiamo dire così? Sì, noi siamo convinti che il turismo sia un'eccellenza italiana e la qualità nel turismo sia una cosa essenziale, questo lo abbiamo visto, lo vediamo, peraltro è un nostro imperativo di gruppo, no? Una fa parte di Unipol, la qualità dei servizi è un tema per noi centrale. E questo albergo rispecchia questi requisiti, è tra l'altro stato fondato, aperto da un imprenditore leader, così come siamo noi, quindi questo si sposa perfettamente e non ci fermeremo qui, nel senso che Cagliari è evidentemente un must di questa regione. Noi ci concepiamo come gruppo Una come un soggetto anche istituzionalmente rilevante, quindi vogliamo continuare a crescere, crediamo nella Sardegna, oltre a credere nell'Italia, che è ovvio. Noi siamo un gruppo quasi solo italiano e siamo orgogliosamente focalizzati sulla crescita di questo mercato. Dopo il Covid il mercato sta riprendendo in modo molto forte, ormai abbiamo raggiunto e superato il 2019 per fortuna, peraltro è un mercato molto volatile quello del turismo, quindi dobbiamo essere pronti, abbiamo imparato tante cose, però abbiamo imparato che la gente è affezionatissima a questo paese e ci prepariamo ad accoglierla. Siamo anche consci che sono necessari investimenti importanti, continuiamo a investire sulle nostre strutture e sulle nostre persone. Le persone sono un tema fondamentale in questo settore perché abbiamo visto tutti come il Covid è stato un punto di rottura nella gestione delle persone. Noi orgogliosamente di nuovo non abbiamo mandato via nessuno, però nel sentimento del lavoro, nell'ospitalità c'è stato un cambio e noi c'è stato un cambio e ha portato molte persone a lasciare questo settore per vari motivi e questo settore è fondamentale in tutto il mondo, in Italia. Noi investiamo nelle strutture ma nelle risorse, nella formazione, nel creare una sorta di percorso di carriera, nel creare comunque delle condizioni di lavoro oltre che naturalmente perfettamente legali. Questo è un fattore igienico per noi ma anche piacevoli. Ecco, credo che tutto questo sia un ingrediente che pochi gruppi hanno, anche perché pochi hanno le spalle grosse come noi e hanno una capacità di visione nel settore alberghiero che proviene anche da altri settori. Il fatto che noi siamo così importanti nel settore finanziario con Unipol e che ha anche una grossa partecipazione in BPER e tra l'altro nel Banco di Sardegna, abbiamo imparato da questi altri settori cosa vuol dire investire nel lungo periodo, oltre che nelle strutture che banalmente sono lì per il lungo periodo, anche nelle persone che invece non lo sono e bisogna coltivarle. Bene, allora nel ringraziare di averci ospitato a Una Hotels qui al T-Hotel T15 vi ricordiamo che tra qualche settimana Panorama Sardo inizierà con la versione Panorama Sardo estate e noi partiamo da qui per una stagione turistica all'insegna non solo dei grandi numeri ma anche del benessere. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che
che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Si è concluso a Cagliari lo Startup Open Summit, l'evento dedicato alla filiera di startup e investitori. Startup Italia ha celebrato i suoi primi 10 anni ripartendo dalla cornice del polo multifunzionale Sa Manifattura di Cagliari, dove si sono alternati momenti di confronto e scambio di idee tra imprenditori con gli interventi di ospiti d'eccezione. Un'iniziativa organizzata in collaborazione con Sardegna Ricerche, Fondazione di Sardegna e Nois, la piattaforma della Fondazione di Sardegna, nata per promuovere il territorio come hub dell'innovazione e che per il terzo anno consecutivo ha supportato SIOS Sardinia. Questo evento è all'interno appunto di un contesto nel quale la Fondazione è molto impegnata e nella quale la Fondazione crede molto, progetti di ricerca e di innovazione che sviluppa insieme alle università, che sviluppa in questa bellissima struttura della ex manifattura gestita da Innova e da Sardegna Ricerche, e quindi siamo molto impegnati, per la verità come altre fondazioni in Italia, siamo molto impegnati in questo campo, in questo settore, essendo peraltro soci di Cassa Depositi e Prestiti, di Venture Capital, Cassa Depositi e Prestiti, crediamo molto in questo, crediamo di poter dare una mano insieme agli altri soggetti che ho citato. Ci sarà un quarto anno? Ma sì, penso di sì, visto il successo di questa edizione che segue appunto la gelata che c'è stata durante la pandemia e durante il Covid. È molto incoraggiante la quantità di persone che sono venute qui oggi, è incoraggiante il fatto che si siano iscritte quasi 50 aziende start-up, fra le quali ne sono state selezionate 36, fra le quali si è arrivati a sceglierne 3, quindi
insomma un grande successo che andrebbe ripetuto e che è molto incoraggiante per noi, ma anche per tutti quelli che si cimentano con nuove iniziative imprenditoriali nei settori più disparati. La prima tappa di SIOS 23, l'evento di riferimento di Startup Italia dedicato alla filiera di startup e investitori, pensato per compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'innovazione. Siamo davvero contenti di tornare qui a Cagliari, dove tra l'altro abbiamo i nostri uffici, e finalmente ripartire con i nostri eventi sull'innovazione, visto che il SIOS è diventato ormai una tappa imprescindibile per chi vuole fare innovazione, vuole partecipare all'innovazione. Ci sono tantissimi giovani, siamo, possiamo dire, fully booked, quindi questo è entusiasmante, in una location davvero speciale, davvero particolare, dove la partecipazione è quasi implicita, quindi un inizio migliore non poteva esserci senz'altro. Quali sono gli obiettivi di SIOS 23 e quali saranno le prossime tappe? Allora, sicuramente partiamo dalla prossima tappa, che sarà Roma, quindi sarà anche una new entry particolare, speciale, anche una location particolare. Questo non ha nulla da invidiare naturalmente, però è solo l'inizio di un percorso che parte non a caso dal sud, da aree che stanno esprimendo tantissimo in termini di innovazione, quindi il leitmotiv come l'anno scorso è quello di partire dalle aree, dai giovani che hanno tantissime idee in aree geografiche un po' insospettabili, possiamo dire, per il mainstream, come si suol dire. Quindi da questo punto di vista vogliamo ripartire dal valorizzare il sud, senz'altro. E poi ci sono tantissime idee che non sono necessariamente legate alle grandissime tecnologie, ma idee semplici e funzionali per la vita di tutti i giorni, per le persone o per le imprese. Chiara Di Guardo, direttore CREA, quanto è importante l'innovazione al giorno d'oggi? L'innovazione è importantissima, dobbiamo restare al passo con quello che sta succedendo, perché se è vero che siamo di fronte a una rivoluzione con l'intelligenza artificiale e tutte le tecnologie emergenti, se non riusciamo a coglierne le opportunità rischiamo di essere superati. Questa è un'occasione, una bellissima giornata per parlare di tecnologia, di innovazione, di start-up, di creazione di impresa. Per i nostri giovani ci sono tante opportunità e l'università ancora una volta è qui con i suoi progetti, la sua energia e i suoi ricercatori che sono a disposizione del territorio. Quali saranno gli obiettivi futuri? Ci saranno e sono previsti ulteriori eventi in merito? Assolutamente, le attività sono moltissime, in particolare l'Ateneo è coinvolto con il progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti, che oggi è stato presentato, coordinato per l'Università dal professor Luigi Azzori. Si tratta di un progetto con una grandissima ambizione, con la volontà di concentrarsi sulle opportunità nate appunto dalle tecnologie emergenti. Per venerdì 2 giugno è in programma in Sardegna una mega manifestazione di una decina di sigle pacifiste. Non si conosce ancora la sede dell'evento, ma si conoscono le ragioni del corteo di protesta. L'ultima delle quali è la paventata ipotesi che l'aeroporto militare NATO di Decimo Mannu sia stato scelto come base per l'addestramento dei piloti ucraini per l'utilizzo degli F-16 che saranno dati in dotazione da Gran Bretagna e Polonia alle forze armate di Kiev. Nel frattempo pare che da Sigonella decollino i droni che si dirigono verso il Mar Nero. Inizialmente la marcia di protesta era stata organizzata in risposta alle esercitazioni NATO che per 2 settimane hanno visto migliaia di uomini impegnati tra Capo Teulada e Salto di Quirra per l'operazione Joint Venture. Hanno preso parte alle esercitazioni con esercito, marina e aviazione italiana i nostri alleati di Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Lussemburgo. Un evento multinazionale, multidominio, interforze e interagenzia, che ha visto gli assetti più pregiati delle forze armate impegnati in addestramento congiunto con gli altri corpi dello Stato e con i paesi dell'Alleanza Atlantica. Così la sottosegretaria alla difesa, senatrice Isabella Rauti, nei giorni scorsi a Decimo Mannu per partecipare alla fase conclusiva dell'esercitazione.
Joint venture, ha aggiunto, vuol dire rafforzare l'interoperabilità e fare sistema, anche per fronteggiare le emergenze, non solo in ambito militare. Questa edizione, la prima dopo la pandemia, ha avuto un significato ancora più ampio e inclusivo, perché è stata coinvolta la popolazione locale in alcune iniziative culturali, sportive e di beneficenza, ha concluso l'Arlauti in un comunicato ufficiale. Fatto sta che a 10° anno saranno impegnati nell'addestramento piloti italiani, tedeschi, statunitensi e britannici. Si annuncia un'estate molto rumorosa sui cieli della Sardegna sud-occidentale, ma anche ecologicamente off limits in termini di CO2. Due gioielli unici e inimitabili dell'alta marineria italiana, l'Amerigo Vespucci e Luna Rossa. Da un lato la storia, l'accademia, i valori, dall'altro l'innovazione tecnologica più elevata nel settore delle vele da corsa. Nel Golfo degli Angeli, lontani dalla terraferma ma abbastanza vicini da poter capire quanto siano legati al territorio le due imbarcazioni e i loro equipaggi, una festa inimmaginabile, una sorta di corteggiamento laico, l'Amerigo Vespucci alla fonda con le vele spiegate, 2700 metri quadri, e la Luna Rossa scortata dai due gommoni che seguono le esercitazioni, che l'ha circumnavigata, diverse esibizioni. In cielo l'elicottero che sta seguendo i campionati mondiali di triathlon ad omaggiare entrambe le grandi imbarcazioni. Storia e prestigio, orgoglio del Made in Italy nel Golfo degli Angeli. Luna Rossa è attesa dalle World Series a Villanova di Barcellona e poi dovrà gareggiare nell'America's Cup del 2024, sempre nelle acque spagnole. L'Amerigo Vespucci compie il secondo giro del mondo, andrà a Cape Horn con il vento contro, perché nel 2002 a Auckland, in Nuova Zelanda, Amerigo Vespucci e Luna Rossa di allora si erano già incontrate. Insomma, l'Italia che galleggia e lo fa a testa alta, l'Italia che vince e mostra con fierezza quello che sa compiere. Intanto rispondo alla... Per la serie a volte ritornano. Domanda. E se Renato Soru decidesse di rimettersi in gioco per risolvere i problemi del centro-sinistra isolano? La domanda sorge spontanea, accompagnata da una certa nostalgia di politica di alta qualità, dopo aver seguito con attenzione l'ex governatore sul nostro settimanale Zoom, ospite con l'assessore dei trasporti Antonio Moro, il segretario del PD sardo Piero Comandini, il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti ed il presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Salvatore De Idda, nel salotto di Antonio Muroni. Soru non partecipava ad una trasmissione televisiva regionale da 15 anni. D'altronde per lui certe porte e certi canali sono blindati dal secolo scorso. Quello che mi preme sottolineare ancora una volta è questo. Lo Statuto della Sardegna ce l'abbiamo dal 1948. Ha delle competenze stranissime. Noi abbiamo la competenza primaria sulle miniere, abbiamo la competenza primaria sulle saline, abbiamo la competenza primaria sull'agricoltura, anche se invece adesso la competenza sull'agricoltura è quasi tutta sulle regole delle politiche agricole europee. Abbiamo, per tornare ai trasporti, le competenze sui pullman e sulle vecchie ferrovie a scaltamento ridotto, che peraltro non ce le siamo nemmeno prese. E allora noi oggi cosa vogliamo fare? Il nostro futuro lo individuiamo continuando a occuparci di queste cose, continuando a occuparci dei pullman, e pensiamo che la Sardegna si debba occupare con un ruolo politico attivo, importante, dell'interesse generale dell'economia della società sarda, si debba occupare degli aeroporti. La nostra vuole essere una provocazione, ma potrebbe essere anche un'idea. Immaginate un confronto tra Paolo Truzzu, che oggi come oggi appare la carta più autorevole e possibile del centrodestra, con Soru.
Ma per il fondatore di Tiscali è molto difficile che tornino sui loro passi i progressisti che, per scrollarselo di dosso, ci misero la bellezza di 2 lustri. La Sardegna sarà unicamente chiamata a pagare la pubblicità degli aeroporti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. 250 imprenditori, cooperatori e dirigenti nazionali e regionali di Confcooperative, rappresentanti del governo, della Chiesa, del mondo finanziario e dell'università per l'annuale appuntamento con gli stati generali di Confcooperative Federsolidarietà Sardegna, con le sue 300 realtà associate delle 700 operanti nell'isola. Cooperative che hanno un ruolo fondamentale nei settori socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario, oltre che nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Stati generali riuniti per formulare proposte concrete alle istituzioni e al sistema socio-economico per costruire uno sviluppo sostenibile fondato realmente sul welfare generativo. Confcooperative sta lavorando alla definizione di un nuovo patto tra istituzioni, imprese cooperative e banche. Per questo ci si interroga su quali siano le politiche possibili per lo sviluppo delle imprese sociali in generale. Per questo l'organizzazione sta stimolando nelle imprese cooperative associate processi di innovazione sociale per costruire nuovi mercati anche alla luce della riforma della normativa sui contratti pubblici. Per questo l'associazione è impegnata nella costruzione di un mondo nuovo nei rapporti con la Chiesa e le imprese, per produrre una nuova offerta di servizi alle persone, soprattutto quelle più deboli e coinvolte da processi di emarginazione sociale o bisognose di cure sociosanitarie e di attenzioni socioeducative. Stati generali, perché
vengono organizzati regolarmente e puntualmente ogni anno e che cosa rappresentano nel vostro lavoro? Allora, per noi il momento degli Stati Generali è un appuntamento importante perché anche post pandemia ci dà l'opportunità di rivederci, rincontrarci, di riflettere, di riorganizzarci e soprattutto di riorganizzare nuove strategie per il futuro, stante la situazione di sviluppo in Sardegna. Ci sono stati anche i numeri del vostro lavoro, 300 organizzazioni associate su 700 regionali, ma anche tante richieste alle istituzioni. Le richieste saranno tantissime, a partire da un'organizzazione sanitaria diversa, aumentare i livelli occupazionali, ma soprattutto su un target cui le nostre cooperative si occupano, che sono le IB, cioè per i soggetti svantaggiati. Cioè sono una delle poche realtà imprenditoriali in Sardegna che hanno quel fine e quell'obiettivo di inserire le persone che sono espulse dal mercato del lavoro. Quindi la richiesta forte è aumentare e incentivare l'integrazione soprattutto di queste persone. Dall'altra chiediamo di poter sfruttare tutte le risorse finanziarie che ci sono in Sardegna, a partire dal PNRR, quindi su uno sviluppo della sanità, su una politica per l'infanzia adeguata, su una politica per i giovani. Ricordiamoci che qui abbiamo un tasso di dispersione scolastica più alto in Italia, quindi dobbiamo assolutamente sederci e insieme programmare. Cioè noi lo chiamiamo welfare mix, che significa dove il pubblico e il privato si mettono insieme, si incontrano insieme per gestire la cosa pubblica. Pieri, volendo fare un bilancio di 4 anni di dialogo con la Regione, com'è stato? Diciamo alti e bassi. Abbiamo avuto dei settori in cui abbiamo avuto un confronto in ambito soprattutto del lavoro molto positivo, con programmi. Diciamo c'è un punto di debolezza nel mondo della sanità. Forse ci vuole più una presenza politica forte, no? Che dia l'input e le spinte necessarie per realizzare tutta una serie di attività progettuali. Cioè io credo molto che il primato della politica abbia un senso logico, la politica deve dare indirizzi e programmare e poi ci sono i dirigenti che gestiscono. Quindi l'importante è avere questo spirito. Quindi noi siamo disponibili a dialogare, a metterci a disposizione per creare e costruire. Non ci interessano le parti politiche destra, sinistra o centro, cioè non è quello il ragionamento. Il ragionamento è mettersi insieme per costruire in questo momento storico delle cose importanti per il benessere e la qualità della vita delle persone che vivono in quest'isola. Ed eccoci con il Presidente, un viaggio in Sardegna per gli Stati Generali. Ma qual è lo stato di salute del vostro settore a livello nazionale? Ma a livello nazionale devo dire che siamo di fronte a un bivio. Perché siamo di fronte a un bivio? La cooperazione sociale nasce 30-40 anni fa, ha avuto uno sviluppo unico in questo paese, dove la sua mission è rispondere ai bisogni delle persone, delle comunità, sussidiariamente a quello che faceva lo Stato, perché lo Stato da solo non riusciva a rispondere. Cosa è successo? Che è cambiata la domanda dei cittadini, è cambiata la domanda delle comunità. Le fragilità di oggi non sono quelle di 20 anni fa, di 30 anni fa e di 10 anni fa, quindi è stato un rapido e velocissimo cambiamento di fronte al quale le imprese sociali si sono trovate a dover fare delle scelte, dove andare, dove investire, a chi rivolgersi, con quali risorse e con quali competenze, perché per rispondere in maniera innovativa a dalle domande bisogna avere anche delle competenze diverse che non sono più quelle che probabilmente abbiamo in casa, abbiamo costruito in casa fino ad ora. Nel corso dell'appuntamento cagliaritano è emerso un rapporto importante con le istituzioni religiose. Sì, perché intanto noi apparteniamo a quell'area che è di Confcooperative che è molto vicina alla dottrina sociale della Chiesa, quindi una sorta di incarnazione anche di ciò che imprenditorialmente avviene come risposta anche, come dicevo prima, ai bisogni delle comunità. Spesso e volentieri tante azioni, tanti investimenti sono fatti insieme a enti ecclesiastici o comunque su beni della Chiesa e in collaborazione con le Caritas e via dicendo. Stare vicino ai più fragili è una missione della Chiesa, ma è anche nostra, proprio dettata dalla dottrina sociale della Chiesa. Oggi anche questo rapporto però va rinnovato, alla luce appunto di quello che diceva prima, bisogna avere una visione e aiutarci a costruire una visione condivisa anche con la comunità, non certo di parte. Nella chiacchierata con il Presidente regionale di Federsolidarietà si è parlato di PNRR, investimenti che sono importanti anche nel sociale. Io credo
proprio in ordine a quello che dicevo poc'anzi, ci sia bisogno proprio di costruire nuove infrastrutture sociali, non di dare nuovi servizi. I servizi verranno dopo, si capirà dopo cosa dare. Abbiamo bisogno di infrastrutture sociali, cioè vuol dire tutta quella spina dorsale che tiene insieme le comunità, che riavvicina le persone alla propria comunità, che gli ridà identità, non basta un'identità generica. Bisogna cogliere nel profondo qual è il senso di una comunità e l'infrastruttura sociale è quella più capace, oltre a quella sanitaria evidentemente, di restituire una dignità alle persone e creare quei percorsi di inclusione dove nessuno si sente escluso, perché una comunità dove tante persone rischiano di rimanere escluse non può chiamarsi comunità. Un'ultima cosa, parliamo della donna che nel vostro settore, nella vostra organizzazione è grande protagonista sia a livello nazionale che a livello regionale. Ma noi dalla Costituzione siamo sempre stati così, perché anche questo servizio alla comunità è un termine femminile, che ci piaccia o non ci piaccia, ma è così, nel senso con tutta la dignità e con tutta la forza che questo si porta dietro. E quindi viene naturale che nella comunità la donna abbia più facilità, abbia più capacità di leggere quelle che sono le istanze dei propri cittadini, degli abitanti che abitano la propria comunità. E la donna è anche dotata di quella creatività che va oltre le rigide misure e i rigidi algoritmi, che è capace di quel guizzo, di quell'intuizione che fa sì che si possa alzare l'asticella e andare verso l'innovazione. Nel corso degli Stati Generali si è parlato soprattutto di nuovo rapporto tra banche e il mondo della cooperazione. Io credo che Banca di Cagliari, essendo anche istituto cooperativo, abbia un ruolo fondamentale. La Banca di Cagliari è una cooperativa a mutualità prevalente, quindi l'ambiente della cooperazione, cooperative in particolare, è il nostro ambiente. E quindi questo poi si sviluppa nella normalità dei rapporti bancari, per cui noi abbiamo clienti che sono anche soci e le cooperative sono senz'altro di casa da noi, è casa loro come questa è casa nostra. Presidente, le banche fanno sempre grandi utili. Com'è la situazione della Banca di Cagliari? La Banca di Cagliari è in ottima salute, abbiamo chiuso un bilancio 2022 eccellente, per la verità il fenomeno è generale, un po' tutte le banche sono andate bene in quest'anno, per fenomeni diciamo non favorevoli, l'inflazione non è una bella cosa, ci ha favorito dal punto di vista degli interessi attivi che sono andati bene, questo però naturalmente è un peso per le imprese. Nel caso nostro comunque le risorse che abbiamo potuto accumulare in termini di profitti non vanno distribuite a nessuno, ma servono a rafforzare la banca per poter concedere ulteriori prestiti e quindi ampliare la nostra attività a favore delle cooperative, a favore delle associazioni, imprese e famiglie. Banca di Cagliari è probabilmente rimasta l'ultima soluzione per chi non riesce ad avere un rapporto che non è più personale con gli istituti di credito. Sì, diciamo noi ci muoviamo come tutti nell'ambito della vigilanza bancaria, in particolare di quella europea che è particolarmente invasiva. Tuttavia restiamo una piccola banca, anche se in un gruppo importante, il gruppo cooperativo terzo o quarto gruppo italiano, restiamo piccoli, restiamo rapidi, restiamo a contatto con le persone, il nostro punto di forza è la capacità di ascoltare. E siamo in chiusura dello speciale che abbiamo dedicato all'appuntamento con gli Stati Generali di Confcooperative per quel che riguarda il suo segmento legato alla sociale. Sicuramente un appuntamento partecipato con tanti ospiti arrivati da tutta la Sardegna, ma con quali obiettivi, Presidente? Ma in primo luogo con gli obiettivi di tracciare la strada della cooperazione sociale in Sardegna. Abbiamo un debito di riconoscenza con le cooperatrici e i cooperatori sociali che in questi anni complessi hanno dimostrato resilienza. Spesso hanno eroso i loro patrimoni netti per evitare licenziamenti, sono andati avanti nei momenti più difficili. È da questa consapevolezza che si parte per tracciare la linea futura. Occorre maggiore attenzione per la cooperazione sociale,
soprattutto da parte delle istituzioni che erogano i pubblici appalti. Occorrono tariffe migliori, occorre un riconoscimento del costo del lavoro adeguato ai professionisti e ai tempi che cambiano. Siamo partiti con l'intervista al presidente Pili, presidente di Federsolidarietà, e abbiamo cercato di fare con lui una valutazione di quello che è stato il percorso tra le vostre istituzioni e la Regione. Pili ci ha parlato di momenti positivi e di momenti negativi, ma al presidente di Confcooperative, per quel che riguarda la sua dimensione a livello regionale, quindi tutto il mondo della cooperazione, devo far rilevare che forse negli altri settori c'è stata un po' di gelosia, perché l'impegno economico nei confronti della cooperazione di questa regione in questi 4 anni è stato il più alto in assoluto. Questo è vero, abbiamo chiesto alla Regione un impegno maggiore a favore della cooperazione, questo in buona parte è avvenuto riconoscendo alla cooperazione un importante valore nel sistema produttivo dell'isola, perché la cooperazione è sociale, ma è anche cooperazione agricola, è anche cooperazione lattiero-casearia, è terziario, è logistica, è pesca, l'elenco potrebbe essere molto più lungo. Questo significa che oggi in Sardegna la cooperazione, lo dico con estrema convinzione, è il primo sistema produttivo dell'isola. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. 1 o 2 giorni dove si sono aperte le porte delle cantine delle vigne per poter accogliere i visitatori e gli appassionati enoturisti. Nell'isola, dal Parteolla alla Marmilla, Arbus, Alghero, Sorso e Arzachena,
Si è potuto godere di visite guidate, degustazioni, musica, mostre e percorsi personalizzati per esaltare le caratteristiche di ogni cantina e ogni vino nel contesto delle aziende partecipanti, che hanno proposto il loro territorio in un paesaggio con una chiave turistica esperienziale. Nei giorni scorsi il Movimento del Vino Sardegna ha rinnovato le sue cariche sociali e per il prossimo triennio la nuova presidentessa sarà Valeria Pilloni della Cantina Suento e nel CDA entreranno a far parte Nicoletta Pala, Cantina Audaria, e Francesco Andis, Cantina Liduni. Cantina Aperte è il primo di una lunga serie di appuntamenti che ci aspettiamo, attraverso i quali valorizzare per avvicinare al mondo del vino sempre più persone. Buonasera, bentornati. Cantine Aperte è un evento nazionale gestito dall'Associazione Movimento del Vino in tutta Italia. In Sardegna sono alcune le aziende che partecipano a questo movimento. Valeria Pilloni, Cantine Aperte è sempre un'occasione territoriale. Sì, è sempre un'occasione importante per noi per aprire le porte della cantina, anche se in realtà ormai sia noi che altri produttori in Sardegna abbiamo capito appunto l'importanza di essere sempre disponibili verso l'enoturista, verso gli appassionati per accoglierle in cantina. Però queste sono giornate particolari, sempre molto interessanti, dove si cerca di raccontare anche il territorio, si fanno le visite guidate in cantina, si fanno le degustazioni e sempre anche gli abbinamenti col cibo. Quindi si scopre il territorio a 360 gradi. Oggi voi avrete delle novità che vi contraddistinguono sempre, il territorio Marmilla, voi partite sempre da lì con i prodotti autoctoni, con i prodotti territoriali. Oggi ci sarà Luigi Pomata che presenterà una sua linea, ma soprattutto la diversità è importante in questo caso, perché Cantine Aperte è in tutta Italia, ma dà la possibilità di far vedere le proprie peculiarità. Sì, Cantine Aperte è una iniziativa a livello nazionale, appunto promossa dal Movimento del Turismo del Vino. Ognuno cerca di raccontare la sua azienda, la sua filosofia e il suo territorio. Ecco, questo è fondamentale perché è quello che ci rende unici, no? Il territorio in cui siamo. Quindi raccontare questo significa raccontare quello che facciamo tutti i giorni, raccontare i nostri prodotti e raccontare un territorio in tutte le sue sfaccettature, quindi dalle produzioni dell'agroalimentare anche al paesaggio e alle bellezze anche storico-culturali. Valeria, stiamo chiedendo un po' a tutti i protagonisti del mondo vitivinicolo sardo il pensiero su queste etichette famose che l'Irlanda vuole a tutti i costi, etichette che andranno poi anche sul vino, che nuociono gravemente alla salute, è un suo pensiero. L'abuso dell'alcol è dannoso alla salute, questo penso che sia un dato di fatto, come l'abuso di tante altre sostanze può essere dannoso. Quindi bere consapevolmente è importante. Per essere consapevoli anche i produttori devono essere, secondo me, trasparenti in questo. Luigi Pomata, Cantine Aperte è l'occasione per valorizzare il territorio, il vino, ma non solo. È giusto che si facciano questi eventi qua, servono appunto per raccontare la storia di un territorio. Abbiamo visto uno show cooking in sinergia che ci ha permesso di valorizzare un prodotto a te caro, il tonno, con una novità che è l'acqua di mare. L'acqua di mare si usa da una vita, chi vive a mare, dove c'è il mare ha sempre usata l'acqua di mare. Ti faccio un esempio, in Campania c'è la pazza con le finte cose che sarebbero gli scogli, esatto, che hanno le alghe, quindi è sempre usato. Tutto è trasmettere con logica, con consapevolezza che stanno lavorando dei prodotti di mare, freschi, vanno lavorati in un certo modo. E valorizzare il territorio, anche perché io ho portato il tonno, ricordiamoci la prossima settimana c'è il Girotonno, quindi era giusto portare il tonno, però l'acqua di mare, ma tante cose, dopo c'è molto studio, perché io dico sempre, per raccontare una storia devi fare un passo indietro e vedere cosa si faceva prima, perché prima non c'era tutto questo benessere, quindi da lì nascono le ricette. Ci vuole cultura, ci vuole passione e valorizzare il territorio, e qui è stato fatto.
Luigi, prima di lasciarti alla tua brigata che è in operatività perché ci sono tanti avventori qui a Suentu, è notizia dei giorni scorsi, ma purtroppo probabilmente lo sarà anche per lungo tempo, il cibo sintetico o comunque sia la scelta di farine fatte con insetti e così via discorrendo, e le famose etichette nuoce gravemente alla salute. Dal tuo osservatorio, che tu sei ambasciatore della Sardegna ma soprattutto ha girato il mondo. Allora dipende sempre se tu dici a un cinese di mangiare casumazzo, ti guarda in faccia e si mette a ridere, come noi ci mettiamo a ridere quando loro mangiano i grilli. Io ho assaggiato i grilli arrivati in Svizzera, sapore di paglia, croccanti, li ho assaggiati per le formazioni professionali, assaggio tutto. In altre culture magari li mangiano gli insetti, non nel caso nostro più che altro non è il cibo sintetico, è il consumismo che è in maniera esagerata, perché tu compri un pacchettino di pollo, ne mangi una fettina, l'altro lo butti via. Se stiamo attenti al consumismo e quello che rimane, ce lo mettiamo in frigorifero, lo impacchettiamo, lo mettiamo sottovuoto, la tecnologia c'è, costa anche poco, cerchiamo di fare meno spreco. Ecco dove va lo spreco. In ultima analisi, la Sardegna enogastronomica dove si posiziona secondo il tuo osservatorio? Siamo molto indietro perché abbiamo poco marketing, abbiamo dei prodotti eccezionali, una terra eccezionale e ancora siamo lì a combatterci per delle cavolate che non servono a niente. Ci vuole più squadra, ci vogliono più persone che raccontano il territorio e queste guerre qua che non portano da nessuna parte, non servono a niente. Valorizziamo i prodotti e raccontiamo la nostra storia. Lo dico sempre, senza cultura, senza una storia, senza un racconto non si va da nessuna parte. Purtroppo i francesi ce li insegnano, prendiamo spunto perché i prodotti che abbiamo noi loro non è che ce li hanno, ma non solo la Francia, ma dobbiamo fare un lavoro di squadra, come ha fatto la Sicilia, come ha fatto la Campania, come tanti miei colleghi fanno. Più siamo uniti, più valorizziamo il territorio, più andiamo avanti. Intanto ognuno fa il suo dopo, è il cliente che sceglie, anzi così ce li veicoliamo. L'occasione di Cantine Aperte è motivo per fare una chiacchierata con Salvatore Pilloni, che è il fondatore di Cantine Suentu e che abbiamo letto sulle pagine dell'Unione Sarda di domenica. È particolarmente preoccupato per il futuro, per quel che riguarda il suo territorio, per quel che riguarda il suo ambiente. Ha saputo che una decina di pale eoliche dell'altezza di 220 metri arriveranno nel suo territorio, tra le sue vigne. E certo sono preoccupati a dire poco, sono anche arrabbiato come il governo centrale possa autorizzare senza vedere neanche l'impatto ambientale che potrebbero avere queste pale eoliche da 220 metri. Tenete presente che ogni pala oggi ha 6 mega, però non è questo. Una multinazionale che viene a invadere il territorio che noi abbiamo curato da 200 anni, 300 anni, e noi ci abbiamo creato anche delle strutture ricettive. Difatti c'è qui la cantina, era un segno per dire guardate che non è che noi possiamo fare economia con le pale eoliche. Primo, non c'entra niente la regione Sardegna e non c'è niente che viene al territorio su queste multinazionali. Al territorio regionale viene il discorso di economia che si crea nel posto, non le pale eoliche, quello non vuol dire niente. Io spero che tutta la politica si muova e contesti questo provvedimento nazionale del PNRR. Adesso la scusa del PNRR, il governo può autorizzare degli espropri senza aver fatto forse neanche l'impatto ambientale. Allora direi, ma ci siamo noi come Regione Sardegna e ci ostiniamo ancora a chiacchierare sulle cose, non risolviamo i problemi. Ci hanno provato già 10 anni fa, 20 anni fa col sindaco Pugedu, adesso c'è anche il sindaco di San Luri, Alberto Urpi, che si sta muovendo per cercare di non far mettere queste pale eoliche. Ma noi non è che siamo contro l'energia rinnovabile, ma bisogna creare energia rinnovabile dove non crei problemi, dove non turpi l'ambiente. Ecco, questo è il senso. Noi vogliamo che ci sia energia rinnovabile,
ma dove che si può fare? Chiedete alle amministrazioni, il sindaco di San Luri creerà delle aree dove possono creare le pale, il fotovoltaico e queste cose qui, però così che il governo centrale vada a dire potete mettere dove volete, questo non va bene. Il progetto nasce con il governo Draghi nel momento in cui, con il PNRR che lei ha citato, la Sardegna è stata individuata come laboratorio energetico nazionale. Da uno studio si evince che in Sardegna si possono produrre con energie rinnovabili, con le pale eoliche sul territorio, ma soprattutto con quelle offshore, 6 decimi dell'energia che serve al paese. Che cosa vuol dire questo? Non vuol dire niente secondo me, 6 decimi, ma che cos'è? Ma lo sa quanta economia noi potremmo fare sul turismo, sulla pastorizia, su queste aziende che abbiamo creato anche noi? Questo è uno stimolo anche per i giovani, create qualcosa, una start-up che rispetti il territorio, create sempre qualcosa perché qui c'è tutto da fare. Ripeto, l'energia rinnovabile è corretto che ci sia, ma bisogna guardare dove metterle. Politici, svegliatevi, guardate che noi saremo invasi da queste multinazionali e chi vuole, ma sviluppate il territorio, il turismo sulle zone balneari, sull'interno della Sardegna, createle queste cose. Ma lei mi trovi un territorio disabitato come la Sardegna, dove poter fare un progetto del genere? Ma io non lo so dove si può fare, anche in Sardegna ci saranno dei posti dove si possa creare l'energia rinnovabile. Ma guardate questo bel paesaggio che si crea, immaginatevi con pale da 220 metri. Io lascio la risposta a chi ascolta questo programma, lascio la risposta al cittadino nel pensare a queste cose qua. Io guardate, mi scoraggio su queste cose qui. Su tutte le etichette del vino ci sarà scritto particolarmente nocivo alla salute. Ma io penso che il vino l'hanno usato centenari. Cioè, che cosa stanno dicendo? Il vino fa male, il vino va usato bene, allora non si potrebbe bere neanche birra, neanche alcolici, dovrebbero mettere veleno su tutte le cose, ma quando mai si è saputo che un bicchiere di vino rosso o bianco fa male? Io non l'ho mai sentito. L'Irlanda può andare per le sue strade, ma presumo che l'Europa non glielo deve concedere. No, gliel'ha già approvato dalla Commissione europea. Sì, ma approvato, adesso facciamo una battaglia. Una battaglia bisogna farla perché sennò questi qua non capiscono, sennò devono smetterla anche di produrre birra, gin, tutte queste cose. Quelle lì sono già più alcoliche, il vino comincia a avere 12, 13, 14, 15 gradi, non fa male, va usato bene, va bevuto bene, non che uno si sbronzi col vino, è certo che fa male, ma qualsiasi prodotto, qualsiasi bevanda che sia alcolica, quando ne abusi, anche 10 birre vanno male. Io mi auguro che la Commissione europea rientri anche sui suoi passi e dica, ma io vorrei capire questa etichetta anche la Francia, Spagna e tutta l'Europa in effetti, no? Che producono vino. Ma come prima diciamo che i centenari bevono un bicchiere di vino, adesso diciamo che quei centenari non è per il vino, ma chissà perché hanno un'altra longevità come abbiamo noi in Sardegna. Io non ci riesco a capire. Mi auguro che comunque sia, mi ostino a fare una guerra o una critica che sia costruttiva. Mi auguro che vada tutto bene.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Valerio, è chiaro che quando si parla di trasporti, di logistica, di efficientamento non si può che passare dall'Università di Cagliari e soprattutto dal CIREM. Il CIREM si sta attrezzando da diversi anni per essere ai vertici di queste materie in ambito europeo e quindi internazionale. Il progetto di cui in altre occasioni a Panorama Sardo abbiamo parlato è Techlog, che adesso ha una tappa molto importante e ce la facciamo raccontare dal professor Fancello. Professore, quale può essere il motivo per cui andate a Barcellona ed è importante che lo si sappia nella comunità più diffusa? Allora, andiamo a Barcellona perché a Barcellona c'è uno degli eventi più importanti a livello europeo, che è il SIL, il Salone Internazionale della Logistica, dove come progetto Techlog prenderemo uno stand per promuovere e pubblicizzare il progetto a livello internazionale. Non sarà solo una vetrina quello, ma organizzeremo anche una serie di eventi finalizzati a strutturare, a promuovere anche i risultati che il progetto Techlog ha avuto. È finanziato con quanti milioni di euro? È finanziato con 2 milioni di euro l'intero progetto. Noi adesso siamo nell'ultima parte perché finiremo entro il 2023 e proprio adesso un momento molto delicato perché stanno per partire tutte le azioni pilota che faremo nei porti e nelle aree logistiche, compresa quella della Sardegna e di Cagliari, dove ci siamo già strutturati per acquisire la partecipazione di diverse aziende del settore che lavoreranno insieme a noi in questa parte.
Ecco, la sinergia tra le amministrazioni pubbliche, le istituzioni, anche di comparto e il tessuto imprenditoriale è molto forte. Se lei dovesse tracciare un bilancio, quale sarebbe? Ma allora, devo dire, la logistica è un settore, devo dire, dove è abbastanza difficile creare delle reti e delle sinergie, anche perché ciascuno, parlo soprattutto delle aziende, naturalmente si è molto concentrati sul proprio lavoro, sulla propria attività e quindi si lascia poco spazio alle attività di interazione, soprattutto col mondo dell'innovazione e della ricerca. Qui in questo caso abbiamo trovato invece sempre terreno fertile, probabilmente perché siamo riusciti a toccare quelle corde giuste, promuovendo e proponendo degli elementi che le aziende non avevano e dove le aziende hanno capito che si poteva veramente creare un'azione forte di innovazione per loro. La formazione degli operatori portuali è chiaramente strategica e quindi anche le aziende sono necessitanti di questo tipo di apporto. Ecco, qual è lo stato dell'arte? Allora, sulla formazione, la logistica in generale ha molta attenzione nel settore della formazione, però ancora ora vediamo molta formazione fatta secondo le procedure tradizionali, quindi formazione in aula oppure formazione on site, sul campo. Noi stiamo cercando di introdurre una terza via, che è quella della formazione virtuale, attraverso l'uso dei simulatori di guida per esempio, o simulatori anche online, che permettono a degli operatori di simulare un processo reale andando a verificare tutte le condizioni, anche le peggiori, in maniera tale che l'operatore sia già formato quando poi realmente si troverà davanti a situazioni del genere. Se lei dovesse dire, dopo aver visto questo servizio a un operatore portuale oppure anche a un'amministrazione di un porto della Sardegna, guarda, stai attento perché arrivano delle cose molto interessanti per lavorare meglio e in tempi e con efficientamenti migliori, cosa direbbe? Allora direi che questa è un'occasione per entrare all'interno di una rete che mette assieme tanti operatori del Mediterraneo, quindi se un operatore sardo, un operatore della logistica vuole essere all'interno di questa rete, Techlog è una delle occasioni da cogliere. Il CIREM, l'Università di Cagliari, la facoltà di ingegneria che ci sta ospitando in questo momento hanno sempre avuto queste perle, queste zone molto pregiate di formazione. E invece il messaggio agli studenti quale sarebbe? La risposta che diamo sia agli studenti di Ingegneria Civile e Trasporti che ai dottorandi, agli assegnisti e borsisti che lavorano con noi è che intanto questo è un settore dove ci sono grandissime prospettive di lavoro, perché la logistica è in crescita e tutti i numeri a livello europeo ci dicono che la logistica è in crescita, ci sono fortissime spinte verso l'innovazione e quindi è un settore dove vale la pena scommettere e dove è possibile mettersi in gioco per crescere professionalmente e anche dal punto di vista scientifico. Chiudiamo da dove siamo partiti, la fiera, il SIL di Barcellona. Che tipo di messaggio ritieni di poter portare a casa, visto che di questi avvenimenti ne avete curato tanti altri? Portiamo a casa il fatto che, se posso usare uno slogan, Cagliari c'è, la Sardegna c'è, il sistema della ricerca e dell'innovazione capitanato dalla Sardegna è in questo momento in prima fila nel Mediterraneo e nell'Europa e quindi non siamo secondi a nessuno, questo lo dico con un pizzico di orgoglio. Naturalmente non bisogna mai abbassare la guardia ed essere sempre pronti nel rispondere al meglio a quelle che sono le sfide che l'innovazione ci mette davanti. Professoressa Serra, un progetto in cui l'Università di Cagliari, voi del CIREM siete capofila. Lei era responsabile tecnica. Quali sono i partner? Chi è a fianco a voi in questo progetto? Allora, il partenariato conta 9 soggetti, oltre a noi capofila. Abbiamo 3 partner egiziani, che sono il SIBA, la Camera di Commercio di Alessandria e l'Arab Academy for Science and Technology di Alessandria d'Egitto. Poi abbiamo la Camera di Commercio di Beirut in Libano. Abbiamo 2 partner tunisini, entrambi della regione Sfax, che sono la Camera di Commercio di Sfax e l'Università di Sfax, il Dipartimento Tecnologico. E poi abbiamo un partner spagnolo, l'Escola Europea di Trasporto Intermodale, e un altro partner italiano, la Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Possiamo ribadire quali sono stati intanto l'inizio, il via libera, quello che è il kick-off insomma di tutti i progetti, e quali sono i denari che metterete in circolo e che hanno messo in circolo da parte dei progetti ENIC CB Med?
Allora, è un progetto molto importante, tra l'altro il progetto Techlog è un progetto strategico, quindi non è un progetto semplice, quindi anche dal punto di vista del budget è un progetto più importante. Infatti il budget complessivo è di 3,5 milioni di euro, di cui il 10% cofinanziato dai diversi partner. Il progetto ormai ha compiuto quasi 2 anni di attività, quindi ha preso avvio 2 anni fa. Siamo adesso nella fase finale, quella più critica, anche quella più interessante forse per tutti. Adesso dopo Barcellona, dopo il SIL di Barcellona, si tornerà a Cagliari per chiudere, come dire, questa importantissima finestra. Si torna a Cagliari, ma in realtà si torna un po' in tutti i territori, perché l'ultima fase di progetto è quella che vede poi le attività principali sul campo, tutte le azioni pilota. Noi come partner anche scientifico ovviamente abbiamo un ruolo chiave in questo. Avvieremo e coordineremo un po' le azioni pilota che eseguiremo sui nostri simulatori, sul nostro laboratorio di simulazione, in cui andremo a coinvolgere i diversi operatori anche del territorio, sia del mondo portuale sia del mondo dell'autotrasporto, e andremo a testare un po' di protocolli di formazione per capire come funzionano, sia nell'ambito della guida ecologica, sia nell'ambito della sicurezza nel trasporto, quindi ridurre la possibilità di incidente durante le operazioni, sia per migliorare l'efficienza delle operazioni portuali. Abbiamo già chiesto al professor Fancello, lo chiedo anche a lei. Cosa pensa di portare dal SIL di Barcellona a Cagliari, che poi venga tradotto, declinato in quelle che sono le esigenze degli operatori, degli studenti, dei dottorandi, vostre? Allora, sicuramente il SIL è veramente una tra le vetrine di logistica più importanti, quindi ci portiamo dietro una rete importante di contatti, di conoscenze, che noi poi contiamo anche di estendere, di espandere anche con i nostri studenti, che avranno la possibilità magari anche di viaggiare, di spostarsi e di vedere anche nuove realtà. E poi siamo comunque noi ci riteniamo centro di eccellenza nell'ambito della formazione e dell'innovazione, quindi gli studenti avranno poi l'opportunità di toccare con mano queste novità nel settore della logistica e del trasporto. Avviciniamoci un po' di più all'evento. Da quando a quando si tiene questa fiera? È dal 7 all'8 giugno e a Barcellona il SIL è una delle fiere più importanti del settore. Sicuramente per gli operatori e per il mondo scientifico è importante esserci, anche perché c'è Techlog. Lei si occupa di Living Lab, proviamo a spiegare in termini divulgativi di cosa si tratta. Living Lab è un laboratorio aperto. Nel mondo dell'open innovation, cioè dell'innovazione aperta, è importante creare degli ambienti vivi, degli ambienti operativi dove si creano dei momenti concreti di incrocio tra domanda e offerta, in questo caso di innovazione, nel caso specifico di Techlog, proprio per l'industria trasportuale che è legata al mondo dei porti, logistica, mobilità, efficientamento dei processi. In genere c'è una grande distanza tra il mercato dell'offerta dell'innovazione e il mercato della produzione dell'innovazione, un po' perché a volte il mondo accademico fa fatica a relazionarsi al mondo delle imprese, altre volte perché le imprese fanno fatica a dire ho bisogno di questo tipo di innovazione. Ecco, il Living Lab serve per mettere insieme questi due mondi, per far emergere un fabbisogno di innovazione e per fare in modo che il mondo dell'università, dei centri di ricerca possa rispondere. Perché è particolare in Techlog e Living Lab? Perché sia fisico che virtuale. Esiste la piattaforma dove si è creato l'ambiente virtuale per fare questo incrocio, per fare queste attività tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa, e poi ci saranno anche degli eventi fisici a Cagliari dove ci sono i simulatori, a Sfax dove ci sono i simulatori e a Barcellona dove ci sarà il SIL. Facciamo un esempio concreto che è già chiarissimo il quadro di operatività, di lavoro, di bersaglio che ha un Living Lab. Parliamo di operatori di gru portuali, le gru che vediamo nei porti, queste enormi tralicci che sollevano, caricano e scaricano. Parliamo anche di tempi di scarico e scarico delle merci, parliamo di sicurezza, è un po' così? Esattamente, nella misura in cui che uno sia su un camion, che uno sia su una gru, che uno sia in un altro dei momenti produttivi all'interno di un porto, fatte salve le esigenze ambientali che sono importanti per tutti, fatte salve le esigenze di salute dell'operatore che sono determinanti per l'operatore stesso, per l'impresa e per l'ambiente di lavoro in cui va ad operare. Lei pensi la differenza di efficientamento su un bilancio di un'azienda quando si va a, nel rispetto ambientale della salute dell'operatore, a risparmiare 5-7 secondi a manovra. Su base di un anno lei ha migliorato moltissimo l'efficienza nel rispetto della salute dell'operatore. Ecco, l'efficientamento dei processi, la giusta posizione della tecnologia nei processi, quindi non solo l'uso dei simulatori, può radicalmente migliorare la vita degli operatori e l'efficienza per le imprese.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Buonasera Valerio, telespettatori di Panorama Sardo e di Tele Sardegna. Nei nostri innumerevoli viaggi per Panorama Sardo ci fermiamo, facciamo una sosta a Serdiana. Audaria, la nota cantina della zona di Dolianova, ha deciso di fare una mostra un po' particolare, fotografica, di un fotografo sardo che è stato in Etiopia e ci ha portato 6.000 scatti. Oggi ne vedremo 25, ma ci facciamo raccontare il perché di questa scelta. No, sicuramente racchiude tanto, racchiude sicuramente arte, storia e popoli. Da qua c'è stata la volontà di creare questa connessione, coinvolgendo appunto un fotografo locale, Alessandro Pongiu di Dolianova e quindi insomma del Parteolla. Abbiamo scelto appunto il suo viaggio in Etiopia del 2018 per creare la mostra Popoli in Cammino. Popoli in Cammino è stata una selezione di quasi 6.000 foto, quindi insomma c'è stata tanta anche ricerca dietro per
per voler rappresentare quella che è la forte connessione tra i due popoli, africani e sardi, che racchiudono appunto una grande connotazione a quello che è l'agricoltura e quindi al sacrificio e a tutta la storia dei popoli che si spostano di zona in zona a ricercare sia mercati diversi, un po' come succede nel vino, sia appunto fortuna in altri paesi. Soprattutto il candomblé e il voodoo, che sono religioni nate da un sincretismo, praticamente tra la religione cristiana e la religione africana, sono nati principalmente dopo la tratta degli schiavi. Con la tratta degli schiavi. Gli schiavi africani venivano portati dall'Africa, soprattutto Africa occidentale, le regioni che adesso sono il Ghana, il Senegal, quella parte lì, diciamo, e venivano presi e portati in America per una questione di business, perché comunque c'erano le piantagioni, soprattutto da un business creato dagli occidentali e dagli europei. Parliamo di Spagna, parliamo di Francia, di Olanda, comunque di paesi europei che avevano scoperto un nuovo mondo e dovevano creare business in un nuovo mondo. Perciò sto studiando questo niente, il prossimo viaggio spero che sarà questo. Cinque corsi in Operative System and Virtualization, Cyber Security, Cloud, Database e Artificial Intelligence. All'inizio di aprile sul sito dedicato della Regione è stato pubblicato il bando di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione ai corsi di informatica di base nell'ambito del progetto ASPAL ICT Academy. Un intervento di politica attiva per rafforzare quelle competenze informatiche fondamentali in un mercato del lavoro moderno e non solo per le professioni specialistiche. Il tema del primo corso ha come obiettivo la comprensione dei concetti di base della virtualizzazione. Gli altri 4 si terranno tra luglio e ottobre e in particolare riguarderanno la comprensione delle problematiche di cyber security, le conoscenze di base su strumenti e soluzioni per il cloud computing, le conoscenze di base sulle architetture dei database e le principali funzioni per la loro gestione, le conoscenze di base per comprendere l'intelligenza artificiale. Dei corsi di formazione digital per fornire a un'ampia platea di giovani delle competenze digitali necessarie in tutti gli ambiti produttivi. Intendiamo attraverso dei 5 corsi spot, intendiamo colmare alcuni gap che sono quelli di competenze digitali, che sono quelli che impediscono ai giovani di incontrare la domanda del mercato del lavoro in questa materia. Le competenze digitali sono richieste non soltanto dalle imprese che lavorano in ambito ICT, ma sono richieste a tutte le imprese, in considerazione e in conseguenza della trasformazione digitale, della trasformazione delle aziende in aziende sostenibili, dove l'aspetto dell'innovazione tecnologica permea davvero tutti i settori. Quindi è necessario fornire anche attraverso dei corsi di breve durata quelle competenze necessarie a poter entrare in queste imprese e dare il proprio apporto. C'è un progetto parallelo a questo a livello nazionale che è indirizzato a migliorare la qualità di chi lavora nella pubblica amministrazione. Qual è la platea dei lavoratori a cui vi riferite? Noi ci riferiamo per obbligo istituzionale alla platea dei disoccupati e alla platea anche degli occupati che hanno dei lavori precari e che quindi hanno una soglia reddituale al di sotto di quella di povertà, e quindi comprende in modo particolare i giovani, ma anche altre fasce di età, di persone che sono uscite dal mercato del lavoro. E quindi questa platea di disoccupati è quella beneficiaria di tutta una serie di iniziative, tra cui quella nazionale GOL, che ha un suo programma di declinazione regionale, un programma attuativo regionale che si chiama PARGOL, e include all'interno dei percorsi formativi in ambito digitale che consente di superare quel digital divide che è diventato un importante ostacolo all'ingresso nel mercato del lavoro. Quindi all'interno di questo programma nazionale e regionale ci saranno dei percorsi di formazione per acquisire le competenze digitali che saranno dedicati un po' a tutti, sia per acquisire competenze di base sino a quelle competenze più qualificate.
Un progetto digitale per adeguare la situazione di una regione che, ne parliamo sempre, Assessore, è all'ultimo posto per quel che riguarda la qualità dell'istruzione. Allora, su questo dobbiamo fare sicuramente passi da gigante, ma per questo anche come formazione questo tipo di corsi è trasversale a tutti i tipi di formazione, perché è una formazione sul digitale, sull'informatica. Tutti i lavori ormai, anche quelli artigianali, pensate ai pastori che ci hanno chiesto la formazione digitale, perché le fatture adesso vanno fatte in modo digitale, perché la promozione va fatta in digitale, perché i contatti con le aziende siano in digitale. Informatica e digitale quindi diventeranno trasversali a tutti i lavori ed ecco perché noi ci siamo impegnati con questo tipo di corsi che alzeranno il livello della preparazione in tutti i settori, anche quelli più dei mestieri antichi della Sardegna, che vanno fatti in un altro modo perché l'economia sta cambiando. Quindi per arrivare a step superiori? Certo, si parte dall'ABC, sono corsi intensivi, dove si parte appunto dall'ABC per arrivare a quei livelli superiori che consentono di essere autonomi nel gestire un'attività. Ormai sono attività imprenditoriali, qualsiasi tipo di livello di attività artigianale, qualsiasi tipo di, voglio dire, dei nostri mestieri, anche quelli più antichi, di tutti i generi, per cui le competenze digitali e informatiche devono essere proprie e padroni devono essere di queste competenze tutti i giovani che si formano adesso e che si affacciano al mondo del lavoro. I nostri fondi europei stiamo spendendoli per questo, bene, proprio perché i nostri giovani non siano secondi a nessuno, come lei dice, non devono essere secondi a nessuno né in Italia, né in Europa, né nel mondo. È un momento questo alla vigilia del grande turismo, per cui i posti di lavoro raddoppiano, in molti casi triplicano in Sardegna. Ma che cosa diciamo a chi sta entrando oggi nel mondo del lavoro? Allora, diciamo due cose. Prima di tutto che il lavoro è fatica e sacrificio, senza dubbio, però bisogna anche pretendere che il lavoro sia sostenibile, quindi la formazione del lavoro sostenibile va fatta anche agli imprenditori, nel senso che sia gli imprenditori che i lavoratori devono essere consci che il mondo è cambiato, che quindi ad una prestazione maggiore, perché per esempio nel mondo del turismo le prestazioni anche notturne sono richieste certe volte, no? Pensate alla ristorazione, alla ricezione, al mondo dello spettacolo, eccetera. Però vanno pagate, però bisogna formarsi perché anche il pagamento avviene a personale che è specializzato. Noi abbiamo nei giorni scorsi pubblicizzato dei corsi che andavano bene per lo spettacolo, proprio per lo spettacolo dal vivo, per gli audiovisivi, eccetera. Oggi con le competenze digitali formiamo anche tutte quelle, quelle persone che vogliono fare i mestieri di tutti i generi, anche quelli artigianali. Nel turismo ancora di più bisogna essere formati. E quello noi lo stiamo facendo, ma bisogna anche chiedere, pretendere un lavoro sostenibile perché il mondo è cambiato ed anche il lavoro deve essere sostenibile per le donne, per i giovani, per tutti. Credo che a questo punto il telespettatore si stia chiedendo, ma tutti questi corsi che vanno dal turistico al digitale sono gratuiti? No, sono gratuiti per le persone, certo, li paga la regione, li pagano i soldi europei, i fondi europei. Okay. Noi oltretutto li condizioniamo spesso, perché lo facciamo con la domanda e l'offerta, alle future assunzioni, quindi a delle assunzioni immediate poi dopo che si è fatto il corso. Quindi formatevi, perché il lavoro in Sardegna non è vero che non c'è. Non deve essere più lavoro nero, deve essere un lavoro ben pagato, sostenibile, ma il lavoro c'è e ragazzi, il lavoro è fatica, il lavoro è lavoro. Cioè è un lavoro per cui non si guarda più neanche la mezz'ora in più, solo che ci vuole formazione, ecco perché la specializzazione che noi stiamo tentando di fare in tutti i modi, veramente mi ci sto impegnando l'economia di domani. Oggi è il quinto mese della sua attività in assessorato, proprio una funzionaria di lungo corso. Come ha visto cambiare la situazione nel lavoro? Allora, devo dirvi la verità, il mondo del lavoro è diventato molto difficile, ma perché è cambiato il mondo. Quando facevo io il dirigente, e l'ho fatto dappertutto, era molto più facile, era tutto molto più semplice. Anche la digitalizzazione ha un po' complicato le cose, perché bisogna essere anche formati, digitali. Io stessa ho chiesto di fare questi corsi e non mi hanno ammesso perché ero troppo grande. Sto scherzando, però in realtà è così, quindi è un mondo molto più difficile, più complicato e più complesso, proprio perché purtroppo il mondo è cambiato completamente, sono cambiate le metodologie e noi ci troviamo in molti totalmente sprovvisti di formazione. Ecco perché io sto puntando su una formazione, bisogna essere preparati a questo mondo. E voglio dirvi che questo mondo esige in questo momento anche una grande semplificazione amministrativa che non c'è.
La semplificazione amministrativa purtroppo è necessaria perché davvero la spendita dei fondi, che sono tanti, peccato, sono tante risorse, vuole fatta con una grande, vuole fatta anche però alleandosi con chi poi li spende, li deve spendere, cioè le persone, i destinatari, perché anche loro devono sapere che devono essere perfettamente allineati con quello che richiedono i fondi europei e aiutarci quindi anche a semplificare le procedure, per esempio di rendicontazione. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.